Anche se dovesse esserci una ulteriore bocciatura dello statuto della Fondazione, abbiamo un piano B, lo dice Roberto Di Mauro, principale sponsor del sindaco di Agrigento, e aggiunge: ve lo comunicheremo eventualmente solo dopo. Ma Cuffaro controreplica, amici, che il gruppo consiliare è libero di assumere le posizioni che vuole. Ieri grande assisi ad Agrigento per l'MPA all'insegna del concetto di autonomia rafforzata dal sodalizio con la Lega, presenti Lombardo, Di Mauro e Tardino. Promosso a dirigente generale di pubblica sicurezza dopo 7 mesi dal suo arrivo ad Agrigento, il questore Ricci Fari lascia la città. Al suo posto subentra Tommaso Palumbo, esperto in cybercrime. Il SIAP dona un defibrillatore alla questore di Agrigento, ma presto ne arriveranno altri. Porto Empedocle quest'anno teatro della festa delle forze armate dell'unità nazionale. Quotidiano di Sicilia denuncia una lista di vincitori del concorso forestale mentre è ancora in corso, e la Vardera rilancia: farò tutto ciò che è nelle mie competenze per fare luce su questo fatto. Domenica di forte impegno nell'Acragas con una panoramica dei più bei gol della settimana. Apriamo il nostro telegiornale intanto ringraziandovi di essere con noi e con l'argomento di Agrigento, capitale della cultura, che è sempre molto frizzante. Infatti proprio ieri è stato detto da Roberto Di Mauro, che è il principale sponsor del sindaco di Agrigento Miccichè, tranquilli, perché qualora il Consiglio Comunale dovesse bocciare, come ha fatto la Commissione Bilancio, la proposta per la fondazione che dovrebbe gestire Agrigento, capitale della cultura, abbiamo pronto un piano B. Non ve lo anticipo, dice Di Mauro, ma c'è. E così noi abbiamo colto direttamente le sue dichiarazioni che adesso vi trasmettiamo. Assessore, lei è leader politico di Agrigento, del sindaco. Su Agrigento capitale della cultura si rischia un flop per via di questa fondazione che non viene avanti. Abbiamo visto il parere negativo della Commissione Bilancio, abbiamo visto il parere negativo del revisore dei conti, insomma si ha la preoccupazione di un flop. Lei come leader di Miccichè e di Agrigento, qual è la sua posizione politica che noi abbiamo assunto al Comune di Agrigento? Noi abbiamo una principale, che è la fondazione che viene realizzata attraverso il Consiglio Comunale. Qualora il Consiglio Comunale decidesse di fare altre cose, è pronta la soluzione B per dare una risposta concreta che consentirà di andare avanti su questa vicenda. Ancora discutere sulla fondazione in questi termini, come fanno con l'ostruzionismo politico alcuni partiti, non fanno altro che arrecare danno alla città e alla provincia di Agrigento. Qual è la fondazione B? I vostri consiglieri comunali. Assolutamente. Il problema è che qui si gira e si rigira su un argomento che è fondamentale per quanto riguarda la soluzione della fortuna che abbiamo avuto e la capacità che abbiamo avuto di riconoscere Agrigento capitale della cultura. Su questa cosa, a mio parere, si deve abbassare i toni della discussione e cercare di trovare la soluzione più conveniente, più serena, più tranquilla per raggiungere l'obiettivo, perché altrimenti saremo degli assi, degli stupidi a non raggiungere. Qual è il piano B, assessore? Il piano B poi lo diremo quando il piano La fondazione Pirandello, c'è chi suggerisce la fondazione teatro. Il piano B c'è, quando saremo pronti. Io voglio che il Consiglio Comunale, nella sua autonomia, decida e faccia un'attività che è il suo compito. Come valuta la bocciatura in Commissione Bilancio? Il giorno 7 sarà calendarizzato il discorso in... Sì, non è un buon auspicio, dico. Lì non mi voglio pronunciare, io ho pregato i miei consiglieri, a ciascuno di preparare gli emendamenti, di portarli in consiglio per delle modifiche alle quali io sono stato d'accordo, poi si vedrà.
E l'argomento, come vi dicevo in apertura, chiaramente è oggetto di ampio dibattito politico, perché interviene anche Totò Cuffaro, il quale dice: le posizioni politiche del gruppo e dei dirigenti della DC locale sono condivise da tutto il partito. La DC, dice, sta lavorando per fare crescere la coalizione e fare crescere le comunità locali, Agrigento in primis. Mi piacerebbe, dice Cuffaro, che gli altri partiti facessero lo stesso piuttosto che fomentare pretestuose polemiche sia personali che riguardanti altri comuni, e risponde in questo modo al sindaco di Agrigento, che a sua volta lo informava del fatto che i consiglieri comunali del suo gruppo avevano assunto una posizione critica nei confronti di Agrigento, capitale della cultura, e dei suoi ritardi. Cuffaro dice ancora: al sindaco di Agrigento voglio ricordare che la DC è un partito libero, aperto, plurale e democratico. Ha i suoi organi di partito eletti dal congresso e un gruppo consiliare al consiglio comunale che è autonomo, libero e nelle scelte politiche. Come dire, insomma, che lo scontro al centro è apertissimo, con la DC da un lato e il resto del centrodestra dall'altro. Intanto ancora restiamo in tema di politica, perché ieri l'MPA di Agrigento ha chiamato a raccolta amici e simpatizzanti, nonché numerose cariche locali, amministrative, sindaci. Presente era Raffaele Lombardo, Roberto Di Mauro, l'eurodeputata Tardino. È stata un'occasione per spiegare a tutti quanti quell'idea di autonomia condivisa con il partito di Salvini. Vediamo. Presidente, ad Agrigento, per spiegare le ragioni politiche di questa nuova scelta con l'accordo con la Lega, ecco, qual è il nuovo corso politico della Lega in vista anche delle prossime elezioni europee? Intanto nuovissimo non è, noi abbiamo fatto un patto federativo solo con la Lega, lo facemmo nel 2006, lo abbiamo rinnovato nel 2020, poi c'è stato bisogno di rilanciarlo qualche settimana fa, per essere precisi il 5 ottobre. Le ragioni sono le stesse, è un partito federalista come siamo federalisti e autonomisti noi, e poi in più non dimentichiamo che noi siamo stati, allora ero il Presidente della Regione, i primi che dicemmo di sì alla legge sul federalismo fiscale. Poi ci sono una serie di opportunità legate in particolare al Ministro delle Infrastrutture, il quale, dobbiamo riconoscere, si batte nonostante i 1000 ostacoli perché si faccia quella che era una sorta di bandiera per il Movimento per l'Autonomia, e cioè il ponte sullo Stretto di Messina. Quindi le ragioni di fatto sono queste. Poi ci sono tutte le elezioni, le europee e le politiche prevedono uno sbarramento del 4% e quindi è opportuno che il nostro consenso non si disperda e si concentri in una lista che supera quella soglia. Per le altre elezioni vediamo di intenderci, di capirci, possibilmente di fare liste diverse, possibilmente liste alleate, e poi soprattutto all'Assemblea regionale siciliana, piano piano anche negli altri ambiti istituzionali, è opportuno trovare una sintonia tra di noi. Sarà candidato alle prossime elezioni europee? Sarà candidato alle europee? Ho detto, io sono disponibile a candidarmi alle prossime elezioni europee solo se mi puntano una pistola alla tempia e io dovessi scegliere tra la morte e la candidatura, in quel caso mi candido. Vabbè, la sfida con San Martino potrebbe essere però uno stimolo interessante. Intanto nessuna sfida, io mi auguro che col giovanissimo San Martino si possano ritrovare soltanto le ragioni del dialogo, del confronto e della collaborazione. Poi sfida non ce n'è, perché io non intendo candidarmi. Se si candida lui mi fa piacere, ma non ci sarà sicuramente nessuna sfida. La sfida sarà nello spiegare le nostre ragioni, i nostri argomenti ai cittadini, perché possiamo ottenerne la fiducia e il consenso. In questa sala qualche settimana fa suonava un Biancofiore simbolo d'amore, perché è del primo congresso della DC. Lei ha citato più volte la Democrazia Cristiana come matrice comune da un punto di vista ideologico, di formazione politica, però poi alle elezioni bisognerà capire
se i democristiani andranno con voi o andranno con la DC. Onestamente io non lo so con chi andranno, è stata ovviamente la nostra vita e la nostra storia, la nostra vita politica. Io ho cominciato, si può dire, a 15 anni, ma poi la DC ha chiuso i battenti attorno al 92-94 e quella è un'esperienza, salvo gli ideali chiaramente che devono restare dentro di noi e credo che ispireranno la nostra azione politica, ma nessuna pretesa di definirci, come dire, con una formazione politica che appartiene alla storia e che noi non siamo, come dire, assolutamente legittimati a poterla continuare. Non ci sono le condizioni storiche, geopolitiche e non c'è una leadership, l'ho anche detto, di uomini che si chiamavano Moro, si chiamavano Fanfani, si chiamavano De Gasperi, si chiamavano Andreotti. Siamo molto lontani da allora. Siamo ad Agrigento e ai miei tempi nell'area politica della sinistra democristiana c'erano uomini che si chiamavano Mattarella, Nicolosi e Mannino, a proposito di Agrigento. Oggi non ci sono uomini di quello spessore e di quel valore, quindi ci possiamo chiamare, come ho sempre detto, anche Organizzazione delle Nazioni Unite, ma se io metto su un'associazione, la chiamo ONU, la gente ride. I rapporti con Schifani c'è stato un piccolo... Domanda la facciamo sì, no, penso che debbano essere buoni, è il Presidente della Regione, quindi un cittadino non può che rapportarsi col proprio Presidente bene. Noi abbiamo l'orgoglio, l'onestà, la franchezza di poter dire quello che pensiamo e di poter fare delle proposte. Se queste proposte vengono prese in considerazione, servono soprattutto al governo e alla Sicilia, se il nostro contributo, attraverso Roberto Di Mauro, che ha l'assessorato forse più impegnativo, più difficile, nel quale investe il proprio tempo, la propria passione, ma anche il consenso, come vedete, di tanta gente, io credo che questo impegno vada valorizzato e credo che possa servire alla Sicilia e a tutti. In questo caso non con Schifani, con gli altri assessori, con la formazione politica e con i siciliani non possiamo che raccogliere il loro plauso, a cominciare dal plauso e dalla collaborazione, dalla volontà, come dire, di rafforzare questa esperienza da parte del Presidente della Regione. Passano da un'intesa forte con un partito importante, strategico in Italia, che ha dei dicasteri significativi come quello dell'economia, come quello della disabilità, dei trasporti, ed è recente l'articolo 77 del DDL della finanziaria che riconosce finalmente alla Sicilia dopo 15 anni risorse da qui al 2030 per 630 milioni che saranno importanti per consentire alla Sicilia di non contribuire più con il 49% alla spesa sanitaria ma con il 42%, un risultato che per me è un significato molto importante, perché finalmente segna un risultato che è, guarda caso, riconosciuto da un partito che ha in questo momento il Dicastero delle Finanze attraverso il ministro Giorgetti. Quindi sono cose importanti. Dalle tante chiacchiere che sono fatte negli anni passati, noi abbiamo pagato dal 2006 fino a quest'anno, fino al 31 dicembre, il 49% della spesa sanitaria. Oggi sappiamo che lo Stato ci rimborsa questo 7% per un valore in un progress che parte da quest'anno 350 milioni fino ad arrivare al 2030 per 630 milioni. Soddisfatto di come stanno procedendo le cose alla regione siciliana di cui lei è assessore? Beh, ci sono tante cose da affrontare, ognuno per il suo ramo sta cercando di fare il possibile. Per quanto mi riguarda, rifiuti, energia, acqua, bonifiche, dighe, sono cose importanti, significative, che stiamo cercando di portare avanti. Abbiamo concluso dei programmi, più tardi ne parlerò al mio intervento, proprio a significare che da quando ci siamo insediati abbiamo impresso un'accelerazione significativa. Sarà un rimpasso? Ma i termovalorizzatori sono un dato di scelta che è necessaria per via anche dell'economia circolare. Non possiamo parlare di economia circolare se poi alla fine non comprendiamo che nel nuovo piano dei rifiuti devono essere tenuti in considerazione il riuso, il riciclo del materiale
del materiale e quindi una sorta di responsabilità estesa del produttore, e per poi arrivare a che cosa? All'incenerimento degli scarti e quindi un conferimento in discarica del per il 10%. Questi sono i dati che ci ha dato l'Europa, noi ci stiamo adoperando per realizzarli, quindi una posizione politica chiara, evidente, diversa da quella di circa 15 anni or sono, dove allora c'era una posizione che non parlava di economia circolare, ma parlavamo soltanto di incenerire e basta. Adesso abbiamo un processo che è certamente nell'ambito dell'economia importante, perché consente di utilizzare molte materie prime secondarie. E nel frattempo così, cioè le discariche si stanno esaurendo? No, ma non è così, è un'informazione sbagliata. Abbiamo finanziato per quanto riguarda la provincia di Agrigento una discarica importante, quella di Sciacca con il TMB, che ci garantirà una sopravvivenza per almeno 10 anni. A Trapani consegneranno nel mese di gennaio la conclusione dei lavori per quanto riguarda circa 2 milioni di tonnellate di rifiuti. A Palermo abbiamo finalmente consegnato la discarica di Belolampo. A Caltanissetta non ci sono problemi, ad Enna non ci sono problemi, abbiamo anzi una richiesta avanzata di ampliamento della discarica di Enna per un valore di circa 2 milioni di metri cubi. C'è un problema a Catania, Siracusa e Ragusa, laddove non ci sono discariche siamo costretti a portarle fuori. Infine su Messina c'è in corso una procedura di PAUR, perché c'è un progetto di finanza che proprio consentirà di coprire tutta la provincia di Messina e qualcosa anche di parte della provincia di Catania. Alla fine di questo processo la cosa importante da comprendere è che c'è una necessità di rispondere alle esigenze dell'economia circolare di quelle direttive 851 e 852, che portano come finalizzazione del processo ovviamente ai termovalorizzatori. Parlare solo ed esclusivamente di differenziata, parlare solamente di economia circolare in Sicilia allo Stato non è possibile se non raggiungiamo la finalizzazione del processo dei rifiuti attraverso i termovalorizzatori. Onorevole, parliamo di questo incontro qui con l'MPA di Di Mauro e Lombardo, alla luce di un accordo che già avete siglato la settimana scorsa. Sì, è un piacere essere stata invitata dal Presidente Lombardo e dall'assessore Di Mauro. Qui giochiamo in casa e chiaramente non poteva non esserci. Una federazione che rilancia il patto passato ma che la rinnova, una federazione programmatica fatta basando su idee comuni e interessi comuni. Quello che cercheremo di fare è lavorare per il bene della Sicilia e soprattutto della nostra provincia. Ci affidiamo all'esperienza del Presidente Lombardo e cerchiamo di dare una linfa diversa, facendo manforte di quello che è il nostro partito, la seconda forza di governo, con 5 ministeri importanti che sono a disposizione dei siciliani cittadini e chiaramente dei nostri federati. Il Ministero delle Infrastrutture guidato da Salvini, il MEF guidato dal Ministro Giorgetti, il Ministero della Disabilità dalla Ministra Locatelli, il Ministero di Roberto Calderoli, con il quale c'è sempre un'interlocuzione aperta, perché tra le tematiche fondamentali che stanno alla base del patto c'è non solamente le infrastrutture ma anche l'autonomia differenziata. Il Movimento per l'Autonomia appunto fa della sua bandiera l'autonomia e credo che ci sono tutti i presupposti per dire che la nostra è non solo un patto elettorale ma un'unione di intenti. Anche lei presente a questa convention dell'MPA? Una nuova linea politica si riverserà anche sul comune di Agrigento, in qualche modo ci anticipi qualcosa? Sì, penso che questa nuova linea politica sia positiva per il futuro di Agrigento. Agrigento, capitale della cultura 2025, ha bisogno di tante infrastrutture interne e esterne al territorio agrigentino. Penso che questa sia l'occasione buona, può essere il volano per una rinascita economica, culturale, turistica e infrastrutturale, principalmente del nostro territorio e dell'intera regione.
cambiamo argomento. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, è pronto per lasciare la città alla volta di Roma in quanto nominato dirigente generale di pubblica sicurezza, una prestigiosa nomina che lo promuove ad una delle cariche più ambite ed importanti della Polizia di Stato, che è stata decisa su proposta del ministro Piantedosi nel corso del Consiglio dei Ministri avvenuto ieri. Al già questore della Città dei Templi giungano le più vive congratulazioni della nostra emittente che fin dal suo insediamento, era il marzo dello scorso anno, ne ha apprezzato le doti umane, la grande autorevolezza e il rapporto costante con noi della stampa e la gente. Sentiamolo. Soddisfazione per la quale devo ringraziare principalmente i miei collaboratori, perché da soli non si va da nessuna parte. Quando ho accettato questa sfida ormai 9 mesi fa, l'allora capo della polizia Giannini e l'attuale ministro mi chiesero di fare ogni sforzo per riorganizzare e prepararci all'impatto atteso del fenomeno immigratorio degli sbarchi. Lascio a voi il giudizio e il raccolto che si fa oggi è solo quello iniziale, perché io mi auguro che la cosa non sia soltanto un riconoscimento a me, ma io la prendo come un riconoscimento per tutta la questura di Agrigento. Per un questore che va via, un altro che ne arriva, è stato già nominato per Agrigento, sarà Tommaso Palumbo, per il quale si tratta della prima nomina a questore. Ha 57 anni, un lungo curriculum di esperienze prestigiose che vanno dall'essere stato a capo della Polizia Postale del Veneto a responsabile del Centro Nazionale Anticrimine Informatico. Palumbo rappresenta in campo nazionale uno dei più affermati e capaci investigatori in ambito informatico ed ha riportato risultati brillanti nella lotta al cybercrimine. Un defibrillatore donato dal SIAP alla Questore di Agrigento, che sarà messo in dotazione ad una delle volanti. Abbiamo già provveduto a formare all'uso il nostro personale, ha detto il Questore Ricifari. Man mano ne arriveranno altri che permetteranno di accrescere la dotazione, che può assicurare un pronto intervento in maniera più capillare. Sentiamo. Il valore di questa donazione alla Questura di Agrigento è legata al territorio in cui ricade. La Sicilia è una terra sana, fatta di persone che lavorano e che hanno voglia di collaborare con le istituzioni, anche se attraverso le associazioni sindacali. Quindi è un valore doppio, non soltanto di supporto alla istituzione Polizia di Stato, ma anche un valore di credo nelle istituzioni di una terra che nel tempo è stata depressa ed è stata vittima della mafia. Sarà messo in dotazione questo primo a una delle volanti di polizia, in modo tale da poter essere attivato nel più breve tempo possibile. Abbiamo già fatto il corso di abilitazione per 30 operatori, continueremo a farlo per tutti. Prossimamente gli altri che arriveranno saranno installati sulle altre equipaggi e della volante e della stradale, e poi presso i nostri plessi, le nostre caserme, prima in questura e via via nei commissariati. La Conferlavoro Associazione Datoriale, grazie ai nostri associati che sono stati d'accordo a questa donazione alla questura. Quindi ci sono bravi imprenditori che credono nel nostro territorio e un grazie a loro per questo contributo che diamo al nostro territorio, e speriamo che ci siano tante altre iniziative. Oggi giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che ha avuto come teatro Porto Empedocle. Vediamo Giuseppe Moscato cosa ci racconta.
La città di Porto Empedocle ha ospitato oggi le manifestazioni legate al 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate Italiane. Una manifestazione che in provincia di Agrigento da qualche anno è diventata itinerante per volontà della prefettura, che ogni anno coinvolge un comune diverso. A Porto Empedocle presenti le massime autorità civili, militari e religiose. Un picchetto armato ha reso gli onori, mentre la banda della Brigata Aosta ha fatto da colonna sonora. Il momento più significativo sicuramente la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Ma sentiamo le interviste. Un valore molto importante, bisogna riflettere sull'importanza delle forze armate. Spesso si tende ad assumere posizioni ideologiche, posizioni astratte, invece bisogna essere molto concreti e valorizzare quello che le forze armate hanno fatto e continuano a fare per il nostro paese e per la pace, soprattutto nel mondo, perché la pace va mantenuta, non si può soltanto invocare. Per noi oggi è un motivo di orgoglio perché Porto Empedocle è stata scelta come città per festeggiare il 4 novembre per l'Unità d'Italia e per le Forze Armate, un momento particolarmente importante perché riporta alla memoria il grande sacrificio fatto da uomini e donne per l'Unità d'Italia. A questo si aggiunge che finalmente viene festeggiata anche le Forze Armate, in modo tale che finalmente si riesce a capire che l'unità, la pace e la prosperità viene mantenuta da chi ha combattuto nella Grande Guerra e nella Seconda Guerra Mondiale, ma grazie anche alle Forze Armate che continuano a mantenere la pace, l'unità e la voglia di crescere di questa nazione, perché senza pace e senza unità non vi è la possibilità di crescita. Infatti oggi assistiamo nel cuore dell'Europa ad una guerra tra fratelli e ancora non siamo riusciti a capire che la guerra non porta mai vittorie ma sconfitte per tutti. Quindi per noi oggi è grande giornata di orgoglio e di grande felicità. Una splendida giornata in questa bellissima cornice a Porto Empedocle, con la partecipazione della cittadinanza e soprattutto con la partecipazione dei ragazzi. Oggi le forze armate si uniscono e si aprono ai cittadini e vivono la vita della comunità. In questo momento ovviamente la riflessione è alla gravità della situazione internazionale e quindi le forze armate vogliono vivere questo momento assieme ai cittadini. Come mai Porto Empedocle? Porto Empedocle perché si è voluto dare spazio anche alla provincia, non solo al centro di Agrigento, e quindi assieme alla prefettura abbiamo deciso quest'anno di valorizzare questa piazza e di incontrare questi cittadini. Si celebrano le forze armate, si ricorda l'unità nazionale, due aspetti molto importanti per una nazione, soprattutto per quello che sta succedendo in questo momento nel mondo. Due aspetti che ricordano la coesione. Forze armate e l'unità nazionale. Quest'ultima in particolare è bene celebrarla, ricordarla, è bene anche averne cura, non perché sia malata, ma perché curare alcuni valori come questo dell'unità nazionale richiede pazienza, perseveranza, azioni mirate e concrete, perché veramente il popolo italiano possa sentirsi unito, possa sentirsi legato da vincoli, a me piace dire, da vincoli di fraternità. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo proprio tra pochissimo. Concorso dei forestali attualmente in corso, ma ci sarebbe già una lista di vincitori, tra i quali il figlio di un ex dirigente generale. A denunciare tutto è stato il Quotidiano di Sicilia, facendo anche i nomi, una vicenda che è stata ripresa dal deputato regionale di Sud Chiama Nord, la ex Iena Ismaele Lavardera, che ieri attraverso il suo profilo social ha espresso a chiare lettere quanto il fatto possa essere grave, annunciando che metterà in atto tutte le azioni necessarie perché ciò che gli permetterà di fare il suo mandato possa fare luce sull'accaduto. Ascoltiamolo in questa dichiarazione. Ebbene, la situazione è veramente incredibile perché
questo concorso in atto è ancora in corso, scusate il gioco di parole, hanno partecipato centinaia e centinaia di giovani, ovviamente mossi dal fatto che parliamo di 46 posti alla forestale a tempo indeterminato, quindi un posto, il classico famigerato posto fisso, no? Insomma a tutti piacerebbe entrare nel famoso posto fisso con mamma regione, per carità di Dio, è giusto partecipare. Ebbene, quello che è accaduto nei giorni scorsi è delicatissimo, è veramente preoccupante. Ovviamente io già sto predisponendo tutti gli atti del caso per fare approfondimenti e accessi agli atti nell'esercizio delle mie funzioni di deputato, perché al di là delle dirette che faccio, che ritengo essere giuste nella condividervi le cose che non funzionano, dovete sapere che a quelle io prima mi muovo dal punto di vista burocratico amministrativo nell'esercizio delle mie funzioni da deputato, un organo ispettivo che permette con legge della regione di poter fare un accesso agli atti specifico, e quindi verificherò in modo scientifico quello che è accaduto o quello che sarebbe accaduto. E allora mi arriva una mail da parte di alcuni ragazzi che hanno fatto questo concorso. Ebbene, mi dicono in questa mail che il 31 di ottobre, udite udite, girava già una graduatoria del concorso degli eventuali idonei. Attenzione, ma il concorso è ancora in corso, perché fino al 13 di novembre, infatti, c'è la possibilità di andare a implementare una serie di documentazioni da parte di chi ha fatto quel concorso relative appunto alla propria capacità, insomma, perché, ripeto, il concorso di fatto non si è concluso. Girerebbe già una graduatoria a come si dice, pubblicata in diversi gruppi, in diverse realtà, anche Facebook, eccetera, con i nomi dei già eventuali idonei. E questa cosa è gravissima, cioè prima ancora che finisce il concorso si sa chi avrebbe vinto quello stesso concorso. È gravissimo, è la cosa che mi fa veramente saltare dalla sedia. Io ovviamente ho questa graduatoria, mi è stata mandata via mail, questo documento dove ci sono i nomi di chi avrebbe eventualmente vinto il concorso. Attenzione a chi avrebbe vinto il concorso, perché per carità, fino a prova contraria, fino a una smentita, anzi attendo una smentita ufficiale dei vertici del Corpo Forestale regionale, perché è gravissimo se così io pongo delle domande, è gravissimo se dovesse esistere una graduatoria di eventuali vincitori a concorso aperto. Chi l'ha fatta, chi l'ha diramata, se è vera quella graduatoria, siamo davanti a un reato, e ovviamente mi costituirò in tutte le sedi opportune per fare chiarezza, perché la dobbiamo finire in un tema così delicato come quello della lotta agli incendi, dove la regione è indietro da decenni, è indietro. Facciamo questo concorso per aiutare i giovani a entrare nella regione, ed eventualmente ci sono delle graduatorie che escono prima ancora che il concorso finisca. Se questa cosa dovesse essere vera, e ci metto il dubitativo perché è gravissima, mi rivolgerò a tutte le sedi istituzionali possibili per fare chiarezza, perché esiste già una graduatoria con i nomi a concorso aperto. Ebbene, la cosa che è più clamorosa, amici che mi state seguendo in diretta, è i nomi di quella graduatoria, perché risulterebbe che in quella graduatoria, cari amici che mi state sentendo in diretta, ci possano essere parenti di, cugini di, fratelli di. Impianti boschivi per il CGI legittima la decurtazione dei contributi, e questo il significato di una sentenza che hanno ottenuto gli avvocati Girolamo Rubino, Catea Ferrara e Calogero Marino, che si sono occupati di un ricorso che prevedeva per i nuovi boschi da realizzare anche il ristoro per il mancato reddito in caso di conversione di seminativo per un periodo di 12 anni. L'amministrazione regionale aveva deciso di ridurre notevolmente gli importi dei redditi mancati, ed alcune ditte, come detto, hanno deciso di fare il ricorso. Adesso il CGA, condividendo le argomentazioni degli avvocati, ha rilevato che l'amministrazione, a fronte del rischio di un doppio finanziamento puramente ipotetico ed astratto, non può sacrificare l'affidamento
l'affidamento degli interessati, i quali potrebbero risultare estranei al godimento degli altri benefici che condurrebbero alla violazione del divieto di doppio finanziamento. Adesso apriamo una pagina di cronaca. Cominciamo a parlare della maxi rissa svolta a Canicattì che ha registrato al momento ben 12 denunce. Ascoltiamo. Sale al 12 il numero delle persone denunciate per la maxi rissa a colpi di sedie e transenne avvenuta la scorsa settimana in piazza Dante a Canicattì, nei luoghi della movida. Si tratta di ragazzini tutti di Canicattì e incensurati, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. I poliziotti del commissariato di Canicattì, unitamente ai loro colleghi della questura di Agrigento, stanno procedendo con l'identificazione di tutti coloro che hanno partecipato allo scontro e non si esclude che nelle prossime ore il bilancio delle denunce possa senz'altro aumentare. Nessuno quella notte chiamò le forze dell'ordine, i telefoni cellulari alla mano, qualcuno ha fatto anche video e foto, ma nessuna segnalazione è arrivata al 112. Una pratica che è stata duramente contestata dal questore Emanuele Ricifari durante una conferenza stampa tenuta appositamente, che ha annunciato una forte stretta sulla movida violenta. Il senso civico, ha dichiarato Ricifari, è impensabile che la gente riprenda la scena e non avvisi le forze dell'ordine. Immagini che sono diventate virali subito dopo essere state diffuse sui social, con diversi commenti e incitamenti durante la zuffa. Il questore ha anche preannunciato seri provvedimenti per quei locali che non hanno provveduto a effettuare nessuna segnalazione delle risse. 700 euro di acquisti fatti online in brevissimo tempo. Per questo un agrigentino ha denunciato alla polizia quanto accaduto dopo che una serie di SMS gli avevano segnalato l'acquisto di biglietti aerei, abbigliamento e profumi. Tutto, ripetiamo, in pochi minuti. Non ho avuto neanche il tempo di bloccare la carta di credito. Adesso le indagini stabiliranno esattamente cosa sia accaduto. E intanto a Licata è in corso una classica fuga d'amore di due minori di 15 e 17 anni che sta impegnando i carabinieri ma anche le famiglie alla ricerca dei due. Un fatto che appare strano, comunque considerato che la loro relazione non sarebbe mai stata osteggiata dai genitori e dunque preoccupati questi ultimi hanno presentato denuncia di scomparsa e sono in corso le ricerche. E sempre a Licata un giovane 22enne si è presentato al pronto soccorso con una ferita procurata da una pistola alla gamba. I sanitari hanno subito informato le forze dell'ordine del fatto. E tra i rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta della Procura europea per una presunta truffa milionaria in campo agricolo c'è anche un imprenditore agrigentino, Calogero Gebbia. Nella truffa, che è stata scoperta a seguito di intercettazioni, avrebbe avuto un ruolo centrale un funzionario dell'Ispettorato Agricoltura di Palermo, Filippo Cangialosi di Marineo. E ci spostiamo adesso a Menfi, dove 4 cani di proprietà di un medico sono stati avvelenati ed uccisi nel suo fondo sito in Contrada 50. Al momento della scoperta il professionista, subito inoltrato, denuncia alle forze dell'ordine che adesso stanno indagando per comprendere se non possa essersi trattato di un avvertimento. Donne du 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 è la rappresentazione che andrà in scena stasera e domani presso il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento e ce lo ricorda Giovanni Moscato. Prossimo appuntamento al Teatro della Posta Vecchia con Mary Cipolla nello spettacolo comico Donne du du due, sabato 4 novembre alle ore 21 e domenica 5 alle ore 18. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.
Domani musei e parchi archeologici aperti come di consueto, con l'ingresso gratuito per tutti, così come ormai è prassi nella prima domenica del mese. Anche domani saranno tantissimi a prendere d'assalto la Valle dei Templi, sempre che il tempo lo consenta, e ci auguriamo a tal riguardo una gestione ordinata del traffico connesso ai parcheggi, che in genere in questa occasione registrano proteste e lamentele da parte dei cittadini, costretti troppo spesso a pericolose gincane tra le auto che vengono posteggiate ovunque in barba ai divieti. E l'autunno sembra arrivato, anche se le temperature si mantengono sui 20 gradi, ma nelle zone montane della Sicilia il termometro è sceso tanto che per esempio sull'Etna è caduta la prima neve. Se da un lato ieri sulle coste c'erano ancora bagnanti, dall'altro versante si apre la possibilità di godere degli sport invernali, ma in Sicilia la lunga estate continuerà ancora, con temperature che per la prossima settimana sono previste tra i 21 e i 24 gradi. E adesso apriamo la pagina dello sport. Vigilia di Akragas San Cataldese, 12ª giornata di andata del campionato di Serie D, il calcio d'inizio alle ore 14:30 allo stadio Esseneto di Agrigento. Sentiamo il mister Costanzo e il vice allenatore Cipolla. Iniziamo il nostro servizio con la rinuncia da parte della Lamezia Terme, che praticamente ha deciso attraverso il proprio presidente di abbandonare il campionato di Serie D Gironei. Quindi il campionato ritornerà a essere a 18 squadre. A questo punto ci sarà una sorta di stravolgimento, e per non coinvolgere direttamente il calendario ufficiale, ben 2 squadre a giornata riposeranno senza giocare. Chi ha il turno di riposo assegnato già da inizio anno e chi avrebbe dovuto affrontare il Lamezia Terme. Verranno annullati tutti i risultati e i punti guadagnati da ogni squadra nello scontro diretto con il Lamezia Terme. E tutti i tesserati a questo punto sono liberi di accasarsi altrove. Ma ritorniamo in casa nostra. L'Akragas ha interrotto il silenzio stampa. Per quanto riguarda invece chi sostituirà il tecnico Marco Coppa in panchina, sarà Samuele Costanzo, che è un ex difensore di Ramacca, Catania, Rossanese, Atletico Leonzio, Modica. Quindi sembra essere questa la soluzione da adottare contro la San Cataldese dell'ex tecnico akragantino Curso Sclafani, che domenica scorsa, che sabato e mercoledì scorso ha ceduto al Valentino Mazzola sotto i colpi di un sorprendente Real Casalnuovo. Purtroppo la sconfitta di Locri ha lasciato alcuni strascichi, e che riguardano le squalifiche dell'attaccante Leuca, 2 giornate, del giovane Marrale 1. Ma ci potrebbe anche essere rebus che interessa l'argentino Jama, che è uscito malconcio dal rettangolo di gioco. Akragas e Cataldese, dopo le sconfitte dunque di mercoledì scorso, hanno l'umore sotto i tacchi, ma anche tanta voglia di rifarsi presto per dare delle risposte importanti ai propri tifosi. Da sottolineare che al momento l'Akragas cercherà si è concentrato al massimo per non solo per smaltire la rabbia, ma anche la delusione nei confronti dei propri tifosi. La gara di campionato Akragas San Cataldese, in programma all'Esseneto domani pomeriggio alle ore 14:30, verrà diretta, ironia della sorte, da un arbitro della sezione di Locri. Si chiama Alessandro Femio. I suoi collaboratori arrivano tutti dal nord Italia. Si tratta di Stefano Petarlin di Vicenza e Marco Marchesin di Rovigo. Intanto, come abbiamo detto prima, è stato sospeso il silenzio stampa dell'Akragas, e proprio lo stesso Costanzo è andato in sala stanza per presentare questa vigilia di un match molto atteso. In sala stampa per presentare il derby interprovinciale Akragas Cataldese il vice allenatore dell'Akragas Samuele Costanzo. Domani che gara dobbiamo aspettarci? Ma intanto buongiorno a tutti. Ci dobbiamo aspettare una gara importante, perché incontriamo una squadra
importante per questa categoria, abituata a fare questo campionato. Dall'altra parte noi sappiamo che è una partita difficile, l'abbiamo preparata bene anche se in pochi giorni e siamo pronti per affrontare questa gara perché dobbiamo dare delle risposte a noi stessi, perché sappiamo di essere una squadra che può fare bene. Che ragazzi ti aspetti domani in campo? Ma ci aspettiamo una squadra combattiva che lotta su ogni pallone, perché si affronta una squadra che lotterà su ogni pallone. Poi dobbiamo fare la nostra umile partita, una partita di pazienza, e sfruttare le occasioni che ci saranno per portare a casa la massima posta in palio. Sarà ancora un'Akragas fortemente rimaneggiata, assenti per squalifica Leuca e Marrale, anche mister Coppa sarà in tribuna e poi alcuni infortunati. Ma guarda, di questo non ne dobbiamo parlare perché dall'inizio dell'anno che purtroppo viviamo questi periodi. Io penso che chi andrà in campo sa cosa deve fare, indossa una maglia importante e ha tutto il diritto e il dovere di fare una grande partita. Noi dal nostro canto abbiamo sempre messo il massimo impegno e lo faremo anche domani perché è giusto fare questo. Come si riparte dopo la sconfitta numericamente pesante contro il Locri? Ma si riparte, io penso che è più facile preparare una partita dopo una sconfitta che dopo una vittoria, questo mi è stato sempre detto. Il risultato del 4-0 non importa perché perdere secondo me 1-0, 4-0 è sempre una sconfitta. Si riparte dai punti in cui abbiamo lavorato, una squadra che secondo me sta facendo un cammino importante, non ci dimentichiamo che la classifica è quella che è, siamo in zona playoff, siamo lontani dai playout di 7 punti, quindi secondo me l'Akragas sta facendo un cammino importante con delle difficoltà, ma sapevamo che il campionato di Serie D è questo, ci sono difficoltà e vanno affrontate, quindi siamo tranquilli. Anche domani sarà importantissimo l'apporto dei tifosi, nonostante l'umore dei tifosi biancoazzurri sia un po' sotto i tacchi. Ma questo penso che per la piazza di Agrigento avere un pubblico importante fa sempre bene per chi gioca, quindi noi ci aspettiamo come sempre il massimo supporto dei tifosi e questo qua sicuramente non mancherà. Quindi l'unica cosa che posso dire è di starci vicino, come hanno sempre fatto, e noi daremo domani il massimo impegno per portare a casa i 3 punti. Capitano Alfonso Cipolla in sala stampa per presentare il derby interprovinciale Akragas San Cataldese, una partita che promette tante emozioni, posta in palio altissima. Sì, per noi è uno scontro diretto, sappiamo che è una partita importante perché veniamo da una sconfitta un po' così, quindi ci dobbiamo riscattare subito e come dicevo, oltre a essere una partita importante, per noi è uno scontro diretto e questi valgono punti importanti. Tatticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Ma sicuramente sarà una partita abbastanza agguerrita, tosta. Il nostro terreno di gioco non è in ottime condizioni, quindi sicuramente ci sarà da battagliare. Che Akragas ti aspetti di vedere domani in campo, nello spogliatoio, che clima si respira? Ma io mi aspetto che tutti noi mettiamo in campo ciò che non abbiamo messo mercoledì e quindi, come dicevo prima, di riscattare innanzitutto noi stessi da quella prestazione e cercare di rimettere le cose a posto. Guardando la classifica, fuori la Lamezia dal campionato, l'Akragas che sale al 5° posto in zona playoff. Ma io personalmente la classifica non l'ho guardata, non la guardo mai, come ti dicevo poco fa, per noi domani è uno scontro diretto, non guardo il 5° posto, io guardo ad altri obiettivi, prima che li raggiungiamo è meglio. Come state fisicamente, mentalmente, pronti alla battaglia calcistica? Siamo pronti quelli che ci saranno saranno pronti perché tra qualche squalifica, qualche infortunio mancherà qualcuno. Però sono sicuro che, come abbiamo sempre fatto, i ragazzi che sceglierà il mister di andare in campo metteranno il massimo impegno. Domani cosa potrebbe fare la differenza contro la San Cataldese? Penso che la differenza la possono fare sempre loro, i nostri tifosi, che dico di sostenerci, soprattutto magari quando c'è un brutto periodo, o comunque mettiamo così una brutta partita, per noi vedere il loro sostegno anche in questi momenti più di darci forza non può fare, quindi faccio un appello
nella speranza che domani vengano, non dico numerosi, ma in tanti. E adesso per gli amanti del calcio, della emozione, del gol, una bella rassegna dei più bei gol della settimana che è stata realizzata da Wii Sport. Un altro turno va agli archivi, il più incerto alla vigilia, considerata la posta in palio di alcune sfide, sicuramente il più ricco in termini di gol, ben 29, con il match tra San Luca e Gioiese che si giocherà quest'oggi. A meno di clamorosi colpi di scena, la corsa al titolo in prima battuta pare un discorso a tre. La marcia impressa da Trapani, Siracusa e Vibonese è il denominatore che accomuna le prime 11 tornate di campionato. La nostra ampia goal collection inizia dal Trapani che spugna il Granillo battendo la Reggio Calabria a domicilio per 2-0. Le reti nel primo tempo di Balla e Kragol valgono la 10ª vittoria su altrettante partite. Numeri che non sono ancora un record per l'11 di Alfio Torrisi, che però mantiene 2 punti di vantaggio sul Siracusa che al photo finish ha ragione di un Licata Maidomo. Botta e risposta continui al De Simone con il Siracusa 2 volte avanti e 2 volte rimontato. Alla doppietta di Giuliano Alma ancora una volta sugli scudi replicano Orlando e Minacori. Decisivo 4 minuti oltre il 90esimo il 3-2 di Sena sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Resta in scia la Vibonese che chiude la pratica a San Cataldo dopo un tempo. Furina dopo appena 2 minuti e la doppietta di Ciotti indirizzano il match in favore dei rossoblù che nel finale subiscono la doppietta di Zerbo. Furiosa la rimonta della Mezza Terme sotto in casa di un gol contro il Città di Sant'Agata. Alla rete di Mincica rispondono Palermo, Carbonaro, Mengoli e Bonanno. Reti bianche tra Nuova, Igia Virtus e Castrovillari, prima vittoria esterna per il Real Casalnuovo, avanti di 3 gol in casa del Canicattì dopo un tempo. Carnevale 2 volte in mezzo d'ore allungano per i campani che rischiano nei minuti finali con le reti di Tempesta e Ferraro, che tuttavia non evitano la sconfitta dei biancorossi. Cala il gelo attorno alle siciliane Acireale e Acragas, prima sconfitta interna per i Granata di Fabio De Sanso che cede l'intera posta alla Ragusa che passa con le reti di Manfrelotti e di Grazia. Non basta il sigillo del solito difensore e goleador Totò Maltese per evitare la sconfitta. Il peggiore Acragas si scioglie all'Ocri, 4 le reti dei calabresi, tutte nella ripresa ad opera di Marsico, autore di una doppietta, Bova e Papalardo. La nostra Goal Collection vi dà appuntamento al prossimo lunedì con l'auspicio di non dover ritornare più su episodi di violenza che sfociano implicitamente riguardo ad una partita di calcio. Ancora un episodio di violenza, di odio e di intemperanze, a farne le spese un autista colpito e ferito a bordo del bus dell'Atam. Qui poco e nulla c'entra il tifo o l'appartenenza ad una fede. Ci auguriamo al più presto sia fatta luce attorno ad una vicenda che ha contorni più ampi di una partita di calcio. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micichè, ha vietato la vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici che hanno sede nella zona dello stadio Esseneto in occasione della gara di calcio valevole per il campionato di Coppa Italia tra Acragas e Trapani in programma il prossimo 15 di novembre. Il divieto, che sarà attivo dalle ore 13 alle ore 18, è stato esteso anche agli esercizi temporanei allestiti in occasione della manifestazione sportiva. E con questo concludiamo il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, auguro a tutti come sempre di sabato un buon rilassante weekend. Vi rinnovo l'appuntamento con la nostra informazione a lunedì alle ore 14. Arrivederci.